E riguardo invece la richiesta che lei aveva fatto anche da Tele Pordenone di un incontro con Angelo Tabaro al Teatro Russolo, lui si è già espresso? Allora, io non ho detto questo. Allora, c'è stata una provocazione di Rosario Pavano che ci ha detto: ma lei si vuole incontrare, perché non si incontra con o io o lui, se non mi ricordo. Ho detto: perché non ti incontri con Angelo Tabaro? Io ho detto: io sono disponibile a incontrarmi in qualsiasi luogo nel più breve tempo possibile con il candidato antagonista precedente, bene, in qualsiasi luogo quando vuole. Fatto sta che ho detto che l'ho invitato anche a queste riunioni se vuole partecipare. Rosario ha fatto una provocazione al teatro, ho detto: anche il teatro è un luogo, lo usano tutti, se c'è un interesse a un confronto tra gli ex candidati e le presenze giustificano l'utilizzo del teatro, si può utilizzare anche il teatro. Non è, la domanda è rivolta perché utilizziamo il teatro o sul confronto, perché il confronto si può fare o al Collegio Marconi, come è stato fatto recentemente, o si può fare al teatro, o si può fare al Villa Guido, o si può fare in qualsiasi posto. Oggi, vuol dire, la tecnologia può fare un tendone, come fanno le forze politiche, fanno un'iniziativa, fanno un confronto, lo fanno in qualsiasi luogo. La domanda è: se è quella del confronto, io sto chiedendo costantemente alle forze politiche di centrodestra di confrontarci con le forze politiche o la coalizione di centro-sinistra su quello che è successo dopo le loro dimissioni e cosa paga la città rispetto ai commissari. Se lo vuole fare il confronto lo fa, se non lo vuole, io dopo l'ho chiamato anche in campagna elettorale a fare un confronto, ma non siamo riusciti, se non un'unica volta mi pare. Sì. Quindi non è in discussione il teatro, se serve il teatro si fa anche il teatro, insomma. Sì, no, mi interessava solo sapere se magari si faceva più avanti questo confronto. Io sto aspettando due cose dal centrodestra. Una è quella di fare un confronto dove la gente possa capire finalmente, perché si sta stancando di una campagna elettorale perenne e di prese di posizione antagoniste, una diversa dall'altra, e avevo chiesto al candidato o alla coalizione di confrontarsi una volta per tutte e dare la possibilità ai cittadini di comprendere e di farsi una ragione, democratizzare la democrazia sostanzialmente. Questo è quello che io ho chiesto al candidato Tabaro. L'altra cosa che ho chiesto al candidato e alle forze di centrodestra: troviamoci assieme per individuare quali sono le cose che potremmo fare e che se non le facciamo adesso non le potremo più fare. E ho fatto ho affrontato 5 punti. Una era quella del Pio X, perché nella finanziaria regionale, se passa l'idea che ci avevano, se passa la promessa che ci avevano fatto di darci 2 milioni di euro per fare i parcheggi sotto il Pio X, o ce lo danno adesso o non ce li danno più. Di intervenire sul teatro, perché se non ci danno i soldi adesso non ce li danno più. Di affrontare il tema del rischio idrogeologico, che è grave, quello che sta succedendo in alcune zone dell'Isola di Pozzo, di Giussago, ma non solo, e su altre questioni legate alla fondazione, alla cultura, quindi polo universitario e Santa Cecilia. Non ho ricevuto risposta. E questo è grave perché gli uffici regionali stanno in questo momento predisponendo la finanziaria regionale, che sarebbe il bilancio della Regione Veneto, e solo in questo momento possono inserire dei capitoli di spesa o fare delle scelte su come utilizzare le risorse regionali. La cosa migliore per questa città, dopo che ha pagato il prezzo del commissario, sarebbe quello di trovare 7-8 forze politiche di centrodestra e centrosinistra, tutte assieme, andare in regione e fare emendamenti comuni o accordi comuni perché trasferiscono delle risorse in questa città. Questo è quello che noi chiediamo. Queste sono le uniche 2 richieste che ho fatto, ma non ricevo risposte, non riceviamo risposte.